musica con l'amicizia. Sicuramente. Esattamente. Vai, Napoli. Peppe, se dopo vuoi spiegare anche tu delle cose, puoi venire, saremo lieti di ascoltarti. Mille paura, Napoli è la voce di creatura che sai piano piano e tu sai che non si sola, ma tu li ami. E non solo amara, Napoli è attori mare, Napoli è una carta sporca e nessuno se ne importa e ognuno aspetta la sorta. Napoli è una camminata, l'individuo, mezzo all'altro. Napoli è tutto un sonno, e a sabato tutto buono, ma non sanno la verità. E questa è la mia storia. Giorno per giorno si vive in sofferenza, mentre questo Stato ingrassa nell'indifferenza. Soldi su soldi, entra nelle tasche di ministri e deputati, assessori e cosche, cose losche. Lo Stato in tutto questo permette questo sfascio, sì. Quanti politici, quante promesse fatte, io faccio, io dico, poi ognuno se ne sbatte. Falce, martello, garofano, garroccio, ci voleva solo la Lega per creare un altro impiccio. Non c'è rispetto per la lontana storia, ci unirono con la forza, ci dividono con la boria. Sangue su sangue e stiamo già al 2000, attento a te Terrun, alza i tacchi sgomme fila. Furie e barricate, alzate con disprezzo, e noi che siamo del sud ne paghiamo il caro prezzo. Droga su droga, qui entra facilmente perché il business funziona a danno della gente. Commercio di armi, traffici allucinanti, non bastano quei morti massacrati tutti quanti. Capiscono bambini per venderne le parti, ormai ogni cosa non deve spaventarti, ma per fare tutto questo non devono aver cuore, perché l'hanno già venduto in cambio di un altro favore. Ora che i rifiuti hanno il loro commercio, dal nord vanno al sud, tanto qui è tutto lercio. Tanto che importa se inquinano la terra, per loro siamo bestie, siamo figli della guerra. Bussa bussarella, l'Italia è tanto bella, ma ancora di più piangente perché dura la tangente. Non si può campare più tranquillamente, o sganci tanti soldi o ti fan saltare la fronte. Uccidono la zia, violentano la zia, ma faccia la denuncia, ma che fa la polizia? Ma c'è chi mangia in questa situazione, mafia è stato in continua evoluzione. 'Ndrangheta, camorra, ma qual è sta differenza? Uccidono tutte e due i nostri figli, chi ci pensa? Ma quante volte vi sarete chiesti se proprio tutto questo è sbagliato oppure giusto? Stragi, complotti, cose di ogni giorno fondono l'Italia come in un alto forno poco
fuoco che brucia carte e documenti solo per nascondere i nobili malviventi. Prigioni come alberghi per questi gran signori che ammazzano per soldi e dopo un mese stanno fuori. Oh povera affamata, s'ha fatto una mela, sta dentro per 3 anni, forse 2 a malavine. E questo è il lavoro, sì, yeah, man, sì. Fugge, scappo, fugge, chi ranare, perché si non ha colpa, non si pone, si hanno male, e questa situazione non pizza tanta gente, e chi stu magna, che fa cagnare tanta gente, allora, quando si sono in giacca, belle e carnavale, si portano nei miliardi in dei sacchi e andare a vacanza, questo parlare, venire con chi lungo, che una tanta sorte, si t'aveva fa una fuga, e questa situazione, peggiore sembra stai, non picca non abbassa, che già stanno chi ne guai, a Roma se ne vedono, però stiamo indaganti, a Milano se ne fuggono, che sordi in tempo mutante. Sì! Andiamo! Caiano! Grazie di cuore. Grazie. Caiano!